A Basanta Nuraghelosa perché è un luogo identitario che rappresenta bene quella che è l'identità della Sardegna, un luogo centrale, rappresenta le zone degli interni, ma rappresenta anche la storia di quest'isola millenaria. Noi siamo molto impegnati in un percorso a sostegno della pace. La pace è innanzitutto un bene delle persone, della gente comune che ha necessità di poter vivere in tranquillità la sua quotidianità, la sua esperienza di vita. Non è così per tutti i luoghi del mondo. Questo nuraghe rappresenta l'identità millenaria della Sardegna. Noi abbiamo invitato a questo momento tutte le associazioni del mondo del volontariato, dalla Croce Rossa, alla Caritas, gli enti che si occupano appunto della dimensione dello star bene, della socialità, tutte le identità religiose, tutte le sensibilità religiose, in un momento nel quale vogliamo soffermarci per ragionare sul bene della pace, su cosa rappresenta questo bene che viene valutato con grande compiutezza solo quando questo non c'è più. Sono oltre 100 i conflitti presenti nel mondo, noi riusciamo a visualizzarli uno alla volta a seconda del momento nel quale vengono identificati dai media, insomma, su quali si concentra l'attenzione, ma in realtà insomma, questa situazione è una situazione messa in discussione come non mai nel mondo dalla seconda guerra mondiale. Quindi un momento molto importante. La pace nasce innanzitutto nella quotidianità, il mondo del lavoro può dare un grosso contributo e noi lo stiamo facendo con una marcia che si sta svolgendo in tutta l'Italia. In Sardegna dopo 8 tappe terminiamo oggi. Stiamo raccogliendo dei fondi a favore della Croce Rossa perché siamo convinti insomma, che la Croce Rossa possa dare quell'aiuto alle popolazioni sofferenti, ai civili che soffrono delle guerre, ai ragazzi e ai bambini insomma, che sono coinvolti da questa brutta situazione.